L'unione tra la musica d'operetta e il canto corale. Questa la recente sfida del coro di Stramare di Segusino, che ha visto trasformare in film quello che era nato come una rappresentazione teatrale d'operetta, scritta e ideata da Elena Filini, direttrice del coro di Stramare. In questi giorni che sembrano vuoti e non finire mai, abbiamo la necessità di trovare la bellezza, ma soprattutto il senso, di ridare un senso. E allora noi del Coro di Stramare abbiamo pensato ad un piccolo regalo per voi. Uno spettacolo di operette nato 10 anni fa per Belluno, diventato nel 2018 un film, che oggi vi doniamo. La registrazione del film L'Aquila d'Oro è avvenuta in un set veramente d'eccezione, Villa dei Cedri di Valdobbiadene, durante l'autunno del 2018. Un lavoro poi di montaggio che è durato oltre 8 mesi, però un risultato veramente bello, merito soprattutto della bravura e della maestria del coro di Stramare ed è diretto dal suo maestro Elena Filini. Un lavoro dove Valdo TV è stata partner di produzione, dove vanno sicuramente ringraziati i miei colleghi cameraman Sergio Capretta e Doriano Della Piazza, però è un lavoro doppiamente difficile perché non c'è stato un pre-recording dell'audio in studio. Tutti i brani che sentirete, che sentiremo nel film, sono stati registrati rigorosamente live dentro Villa dei Cedri e quindi un risultato davvero eccezionale e a tutti quanti una buona visione. Vi regaliamo perché possiate emozionarvi la sera con le vostre famiglie e capire che la musica proprio in momenti come questi può essere un enorme conforto. Restate a casa. Dobbiamo agire con senso di responsabilità e insieme ne verremo fuori. Il film, prodotto da Valdo TV per la regia di Carlo Stramare, andrà in onda in prima visione TV su Telebelluno domenica 29 marzo alle ore 20:30 e sarà replicato lunedì 30 marzo alle ore 10:30.